abbiamo sviluppato una serie di informazioni investigative e siamo arrivati all'identificazione di un veicolo industriale proveniente dalla Spagna. Lo abbiamo poi fermato lungo la direttrice Messina-Catania e lo abbiamo trasportato in porto. Qui è stato scaricato l'intero contenuto del mezzo e con l'ausilio di unità cinofili antidroga della Polizia di Stato abbiamo individuato 12 casse di arance, al cui interno erano stati abilmente occultati in alcuni scatoloni, in alcuni borsoni, numerosissimi involucri termosaldati di sostanza stupefacente. In particolare abbiamo rinvenuto 248 kg di marijuana e 34 kg di hashish. I due occupanti, un uomo e una donna di origini spagnole e colombiane, sono stati tratti in arresto. Naturalmente stiamo effettuando una serie di accertamenti finalizzati a ricostruire la provenienza e la destinazione del carico e ad attribuire le responsabilità in ordine a questo importante sequestro.